God Save the Wine, l'estate romana del vino, ma non solo, parte ora, anche se l'estate comincia ufficialmente lunedì. Ma Patrizio, l'estate per il vino è già cominciata. Rivedere le persone dopo questi mesi lockdown, quali impressioni ti ha lasciato? Intanto io mi gusto questo Pinot Bianco Puntai. Esatto. La stagione estiva è partita ufficialmente, è partita la ripartenza di un paese, quindi prospettive molto buone fin da subito, molto fermento, molta voglia di stare insieme, molta voglia di bersi un bicchiere di vino. Per noi molto vantaggiosa perché finalmente abbiamo l'estate, i nostri bianchi dall'Alto Adige chiaramente possono dire la loro in questo senso. Poi ti farò assaggiare anche un rosso che potrebbe dire la sua in questa stagione. L'azienda ha colto l'occasione di questo lockdown per rifarsi un po' il trucco, per mettere a posto un po' di cose, implementare ancora maggiormente il discorso Fair and Green che ti ricordi è molto importante. Perché una delle, sembra, no? Una delle esigenze delle persone sia l'attenzione all'ambiente, quindi questo proprio al di là del vostro nuovo logo con questi picchi con le Dolomiti, ma anche Fair and Green, quindi cosa vuol dire? È una certificazione di sostenibilità, di biologico? Sostenibilità totale dell'azienda, è una sostenibilità molto particolare con 150 punti di controllo su tutta la filiera dalla terra fino al bicchiere, quindi tutti i vari passaggi produttivi, passaggi amministrativi, commerciali, tutto quello. Insomma, anche te ti tocca andare a piedi, non basta la macchina. Basta ecco, e invece parlando anche degli abbinamenti della prossima stagione, appunto voi non producete solo bianchi ma anche rossi, che in questa stagione che i rossi sembrano un po' in difficoltà, in realtà i rossi vanno alla grande. In realtà vanno bene, soprattutto con le nuove tendenze di consumo che sono quelle di un rosso più fresco, più leggero, che si possa bere fresco anche in un periodo tipo questo con 35 gradi all'ombra. Quindi da questo punto di vista l'Alto Adige è ben attrezzato, non solo il Pinot Nero che tutti parlano, ma in realtà il vero vitigno storico dell'Alto Adige è la Schiava al Vernach, che ha questo colore trasparente e questo profumo così stordente. Caltersee che, visto si parla di DOC, Lago di Caldaro, perché la Schiava è il vitigno, Caltersee è la zona, c'è Santa Maddalena, ci sono varie zone DOC. Cosa ha in più il Lago di Caldaro e Caltersee come apporto alla Schiava? Una schiava in purezza che per tradizione fa botte grandi da 2500 litri, quindi è una botte che non ha nessuna incidenza sul gusto del vino, ma bensì lo rende solamente più elegante nella sua beva, ed è un prodotto che viene da una zona particolarmente vocata alla viticoltura fin dai tempi più remoti, 1600, una cosa di questo genere. Sapidità, freschezza e una grande voglia di vivere, ce ne abbiamo bisogno tutti. Grazie mille. Grazie a te per l'occasione.